I carabinieri della compagnia di Udine hanno arrestato in flagranza di reato due afghani, rispettivamente di 25 e 26 anni, senza fissa dimora, per rapina ai danni di un militare 41enne udinese. L'aliquota del primo intervento della sezione radiomobile di servizio preventivo in centro città verso le 18 in via Aquileia è stata richiamata dalle urla di un cittadino che stava richiedendo loro ausilio perché immediatamente prima era stato minacciato, spintonato a terra e rapinato del contante che aveva nel portafogli da due giovani. I due rapinatori, indicati dalla persona aggredita, mentre stavano ancora fuggendo a piedi dopo il reato, sono stati immediatamente rincorsi dai militari intervenuti, bloccati, trovati in possesso del denaro appena rubato, 40 euro, identificati ed arrestati per rapina. La persona aggredita, che è stata spinta con violenza a terra dai due e che accusava dolori alle braccia ed il tronco, è stata trasportata da un'automedica al pronto soccorso di Udine per le medicazioni necessarie.